Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, in questa lezione, che sarà anche questo un corollario, voglio farvi vedere un esempio di partita completa che ho giocato di recente. È stata a mio avviso molto interessante perché ha alcuni spunti di riflessione che trattano proprio le tematiche che abbiamo visto fino ad adesso in tutte le nostre lezioni. Io mano a mano che andrò avanti con le mosse cercherò un attimino di commentarle nel momento più culminante, diciamo, cercando di spiegarvi gli errori che ho fatto e gli errori che a mio avviso ha fatto il mio avversario. In questa partita io usavo il nero e l'ho vinta perché il mio avversario a un certo punto si è ritirato perché ha capito fondamentalmente che non sarebbe più riuscito a colmare il divario di punti che ero riuscito ad ottenere durante il gioco. Partiamo dunque con la partita. Allora, il Fusecchi è stato abbastanza regolare. A me piace aprire sempre utilizzando il Komoku. Questa apertura qui di nero la faccio perché mi è capitato di leggere un libro di partite documentate di Shusaku Nimbo, che è stato uno dei più grandi giocatori di Go del passato e che amava fare questo tipo di aperture. Ecco, vedete qui io sto cercando di minacciare l'angolo di bianco e bianco giustamente si sta difendendo. A questo punto, visto che bianco qui si è chiuso, io decido di estendere con un salto di 2 per cominciare a prendermi questo territorio qui. Bianco qui fa il classico approccio d'angolo e io mi estendo ancora perché con questa mossa qui, oltre a continuare ad estendermi questo territorio, comincio a minacciare quella singola pietra che è divisa tra queste due. Vale il concetto, no, dell'isolamento. Quindi bianco giustamente scappa fuori verso il centro. Io difendo, bianco con questo Keima entra nell'angolo e ormai quell'angolo lì frutterà ben pochi punti, però non li frutta né a bianco né a me. Ecco, questa è una mossa che io ho fatto perché sono stato un po' avido, perché io così facendo volevo minacciare quel taglio di bianco e con la stessa mossa anche chiudere questo mio punto. Qui bianco giustamente protegge il taglio e a questo punto io avrei dovuto proteggere quella pietra lì, magari unendo in questo modo qui. E invece per avidità appunto sono voluto saltare in quella direzione lì per prendermi anche quel punto. E allora bianco qui ha approfittato per cominciare a minacciarmi con la pietra. Io a questo punto avevo ben poco da fare perché ho minacciato bianco, che giustamente mi mette in attari quella pietra. Come ci siamo detti, una pietra con un taglio in seconda linea è morta di per sé, per cui io non sono nemmeno andato a provare a salvarmi quella, ma ho forzato bianco a catturarla mettendo in attari questa pietra di bianco. E bianco naturalmente l'ha catturata. Io ho perso una pietra e quel territorio che avevo intenzione di farmi, però chiudendomi sono riuscito perlomeno ad abbozzare la protezione del mio territorio in questa posizione. A questo punto, visto che bianco ha fatto una mossa Goté, perché la mia era una minaccia, posso approfittare a questo punto sì per estendermi ancora. Ecco, quindi vediamo che
la mia mossa qui, che era un po' dovuta, non ve lo nego, all'ingordigia, in realtà è stato un investimento perché mi ha dato la possibilità di estendermi e cominciare a creare un moio molto ampio. La partita continua, quindi bianco mi minaccia in questa zona, io chiudo in modo molto serrato il mio angolo, bianco continua l'attacco qui, io estendo verso il basso, bianco, visto che ha due pietre deboli circondate da nero, cerca di estendersi per raggiungere il centro del Goban. Io lì mi reputo abbastanza soddisfatto perché quell'angolo molto probabilmente resterà mio, e allora attacco con il classico approccio questa pietra d'angolo. Bianco estende da questa parte. Bene, a questo punto cosa decido di fare? Il Fusecchi ormai è grosso modo concluso. Abbiamo quindi un angolo di bianco ben difeso e io qui riesco ad avere un buon territorio. Quell'angolo ormai è minacciato e invaso da bianco, per cui non frutterà molti punti a nero. Bianco probabilmente riuscirà a recuperarsi questi punti qui e qui ha una forma che gli permetterà di vivere. Però io ho tutti questi bei punti qui. Ho anche questo angolo qui. Bianco qui mi minaccia questa zona del Goban, però a me non interessa perché se anche bianco riuscisse ad entrare qui io riuscirei a difendermi, per cui a preservare i miei territori, e tutti questi punti qui non sarebbero né di bianco né di nero. Ho cominciato quindi ad estendermi qui per minacciare l'angolo, però adesso vedo che bianco con questa sua estensione in questo punto qui comincia ad avere un moio molto importante in questa parte bassa del Goban. Allora decido di tentare il tutto e per tutto. Ho ancora dello spazio per tentare un'invasione del lato e gioco la mia mossa in questa posizione qui. Come mi aspettavo bianco, io mi aspettavo una risposta da bianco o qui o dall'altra parte, bianco mi chiude qui. Io cerco di minacciare quindi di entrare qui, bianco si difende, io minaccio di entrare lì perché così facendo, oltre a minacciare, comincio a crearmi qui uno spazetto per poter fare gli occhi. Mi aspettavo che bianco mi rispondesse in questo modo qui. Bianco era un quasi pari livello mio. Allora a questo punto io cerco di consolidarmi e di cominciare ad andare verso il centro del Goban. Bianco mi chiude qui, io qui gioco un Hané, che è la famosa mossa avvolgente, bianco estende per rendere un po' più solida questa sua pietra, io a questo punto estendo qui, bianco mi gioca lì e io chiudo la mia forma, per cui questa è una forma che ha abbastanza spazio per creare degli occhi. Vi ricordate quando parlammo delle forme morte, delle forme vive e del nakade, ovvero la mossa giocata internamente? Bene, qui bianco, visto che è il sente, perché adesso tocca a lui la mossa, fa proprio questa mossa qui. Gioca un nakade e giocando questo nakade mi comincia a rendere la vita difficile, perché questo gruppo qui per poter vivere aveva bisogno dello spazio interno per fare gli occhi e lui è andato a togliermelo. Allora io qui probabilmente ho sbagliato la mossa perché ho giocato in questa posizione. A questo punto bianco gioca qui e io mi rendo conto che ormai qui dentro non riuscirò più a fare degli occhi e questa pietra è ahimè morta, perché se io giocassi qui bianco va qui, me le isola e quelle sono morte, ma se anche io la unissi bianco va qui
e riesce ad unire queste due pietre a queste due, decretando ufficialmente, diciamo, l'impossibilità di farmi gli occhi lì. Allora, realizzando questa cosa, decido a questo punto di correre ai ripari per poter farmi degli occhi e cerco di scappare via con questo Keima in quella direzione. Bene, da questo momento comincia una lunghissima battaglia per cercare di far vivere i rispettivi gruppi. Quindi bianco mi mette in Atari, io ignoro quell'Atari e cerco comunque di prendermi lo spazio qui. Bianco si difende, analogamente a quanto è successo di qua, le mosse sono più o meno quelle. Vedete, bianco qui si chiude e comincia ad avere questo territorio qui. Io facendo così faccio un anè a questa pietra, per cui la tengo con due libertà e mi formo di qua un Toraguchi che è, come abbiamo detto, una forma molto solida. Bianco infatti percepisce il pericolo e si difende in quella posizione. Io estendo con un altro Toraguchi. Bianco qui, vedete cosa fa bianco? Comincia a dividermi, perché giustamente bianco dice questo gruppo potenzialmente è morto, con quella pietra potrebbe unirsi, e lui, come abbiamo detto noi, giustamente dice io lo tengo diviso perché non voglio assolutamente che i due gruppi vadano a congiungersi e di conseguenza a vivere. A questo punto io ero, ve lo garantisco, un po' preso dallo sconforto perché non riuscivo a capire come poter venire fuori da questa situazione. Io comunque continuavo ad investire qui perché ero sicuro che in qualche modo sarei riuscito ad andare fuori da quella parte lì. Ho cominciato a vedere se riuscivo, magari minacciando queste due aperture, in un errore o ad una svista di bianco, che però rimane molto solido e capisce esattamente quello che voglio fare, perché si chiude qui. Io qui ho fatto un'altra mossa che, riguardando la partita, reputo inutile, perché anche se fossi riuscito comunque ad entrare, qui bianco comunque mi risponde, ma anche se fossi riuscito ad entrare con queste pietre, bianco probabilmente sarebbe riuscito a dividermi. Per cui a questo punto quelle tre pietre lì le avevo date ormai per spacciate e non ci ho più investito. Allora la partita è continuata qui verso il centro del Goban. Io continuo ad estendermi per dare aria a questo gruppo e magari tentare di arrivare nel mio gruppo lì in fondo. Qui ho comunque un po' di influenza, per cui magari giocando di qua avrei potuto anche tentare di arrivare a connettermi di là, ma per come stanno le cose adesso questo gruppo è morto e se non riesco a connetterlo a qualche gruppo un po' più forte, molto probabilmente morirà tutto quanto. Bianco va avanti qui, io per solidificarmi un attimino minaccio quell'apertura a bianco creando un Toraguchi e bianco si chiude. A questo punto io cerco di estendermi, vedendo che andare in fondo diventa un'operazione un po' complicata, tento di estendermi verso questa direzione per andarmi a connettere qui. Allora bianco annusa questa cosa e mi minaccia, vedete, mi fa questa mossa che si chiama pip o sonda, ovvero vuole vedere cosa voglio fare io. Mi minaccia di entrare dentro il Toraguchi. Allora io in questo modo sono costretto a rispondere, per cui lui fa una mossa sente e io devo rispondere, per cui con una mossa gote. Allora lui l'iniziativa. Cosa fa adesso lui? Tenta di solidificare questa sua forma. Io allora approfitto di questa mossa qui per minacciargli una doppia entrata, sia lì che lì. Bianco decide di chiudersi qua, io insisto in questa posizione, bianco gioca qui e mi chiude. Vedete
queste due pietre non sono ancora in Atari, però qui bianco comincia a creare una controinfluenza rispetto alla mia in questa parte del Goban, senza contare che comincia a minacciarmi sempre di più questa zona. Allora io decido di tagliarlo in questa posizione. Lui mi mette in Atari, io decido di scappare via perché questo mio taglio in realtà era volto ad isolare questo gruppo di pietre di bianco da questa zona dove bianco è molto forte, perché il mio tentativo, il mio processo mentale era quello di dire: se io riesco ad isolarlo, qui tutto sommato sono forte, e se non gli permetto di congiungersi a questo suo gruppo in alto, molto probabilmente potrei riuscire a controcatturarlo. Bianco capisce, per cui anche lui si crea un Toraguchi e riesce ad andare verso su. Io glielo minaccio e lui giustamente si chiude. A questo punto la battaglia è serratissima, perché come vedete sono tutte mosse a contatto volte a non permettere all'altro di andarsi a connettere con le altre pietre dei suoi gruppi. Io qui, avendo questo taglio, decido di proseguire per un'ulteriore mossa e bianco continua a seguirmi, ma così facendo io sto dando sempre più possibilità a bianco di andare a connettersi di là. Allora a questo punto devo per forza fare questa mossa, che è una mossa un po' pericolosa perché è una pietra singola molto vicina alle pietre di bianco. Bianco allora estende, ma il mio obiettivo qui non è catturare, il mio obiettivo è tenere separato. Ricordate il capitolo di quando parlammo del mantenere separati i gruppi? Ecco, questo ne è un esempio pratico. Io continuo, lui continua inesorabile, come vedete. Io a questo punto voglio cercare di congiungermi in alto, o perlomeno crearmi dello spazio vitale in questa posizione. Bianco insiste, io proseguo, bianco viene giù, vedete come vuole dividermi, io lo blocco. Ecco, fermiamoci un attimino qui. Cosa succede? Che c'è bianco che non vuole permettermi di congiungermi e io che non voglio permettere a bianco di congiungersi col suo gruppo, per cui è una battaglia in cui entrambi stiamo cercando di perseguire il medesimo obiettivo. Adesso qui bianco, a mio avviso, ha fatto degli errori, perché fa questa mossa qui che certo mi mette in Atari quel gruppo, però io riesco a salvarmelo abbastanza facilmente in questo modo qui. Bianco a questo punto mi mette in Atari queste due pietre qui e gioca una pietra che gli permetterebbe di unirsi a questo gruppo molto forte. Allora io non posso far altro che fare questa mossa qui. Qui bianco continua a mettermi in Atari, vuole mettermi in Atari quelle due pietre lì. Questo taglio non lo reputo minacciato perché ho sempre quell'altro eventualmente per connettermi al gruppo. Allora decido di salvarmi anche quelle due pietre lì e mantenere sempre staccato questo gruppo dal resto. Ecco qui quello che secondo me è l'errore di bianco. Lui a questo punto decide di venire su, io mi salvo queste tre pietre in questo modo, e bianco qui non ho capito perché fa questa mossa qui. Probabilmente lui vedeva queste tre pietre catturabili e decide di sprecare una mossa per catturarmi questa singola pietra qui. A questo punto io ho potuto sfruttare questa sua mossa un po' strana per catturare questa pietra
e farmi un occhio, e mettendo in Atari quella pietra lì automaticamente farmi anche il secondo. Per cui con questa mossa qui sono riuscito praticamente a far vivere tutto questo gruppo, comprese queste pietre qui sotto. Di conseguenza adesso tutte queste pietre che prima erano sul chi vive, adesso sono vive e sono un gruppo molto forte, perché mi permetterà di portare avanti la partita. A questo punto io non ho più paura di nulla, bianco mi forza, io vado avanti in questa direzione, bianco continua a forzarmi, io vado avanti di qua, bianco continua inesorabile, perché probabilmente si voleva creare un moio da questa parte qui. Io lo chiudo perché con questa mossa, oltre a chiuderlo, mi formo anche un Toraguchi qui, che abbiamo detto è una forma molto solida. Bianco si estende, io mi chiudo perché voglio preservare il mio territorio. Bianco si estende nuovamente, io qui decido di stuzzicarlo un attimino entrando lì, e quindi lui decide di difendersi. A questo punto io voglio ridurre il moio, allora vado a giocare in quella posizione, lui si chiude, io vado di là, lui si chiude nuovamente e a questo punto decido di chiudermi anch'io in questo modo. Ecco che in questa zona qui bianco riesce a farsi gli occhi, ma ormai a me non interessa più, perché qui ci sono degli occhi, però totalizza solo 4 punti. Io invece continuo ad avere molti punti qui, questi non sono ancora punti di nessuno e posso invadere un attimino per ridurli, lui farà dei punti qui e dei punti qui, però io qui ho molto più spazio, e anche qui. C'è ancora tutta questa parte di Goban da conquistare. Qui bianco mi entra in questa maniera, io sentendomi a questo punto queste due pietre da sole in mezzo a un muro di bianco e sentendo ormai queste al sicuro perché praticamente connesse qui, decido di fare con questa mossa qui un salto verso il gruppo mio più forte lì in alto. Bianco mi blocca, e anche questa secondo me è una mossa un po' sprecata, allora io approfitto di queste mosse un po' gotè di bianco per cominciare a rompergli le scatole qui in basso e fargli ridurre un attimino il territorio. Vedete, io facendo così gli metto in Atari queste 3 pietre, infatti lui si difende, per cui tutte le pietre che stiamo giocando qui sono tutti punti in meno che bianco totalizza. A questo punto, visto che questa battaglia ormai è volta al termine, cerco di capire come avvantaggiarmi. Allora vedo che queste 3 pietre che erano molto in difficoltà, in realtà adesso sono sempre 3 punti che posso salvarmi, e decido di salvarmeli venendo in questa posizione qui. Per cui l'attenzione adesso si rivolge a questa zona del Goban. Bianco probabilmente capisce che questo è un gruppo che tutto sommato, questo gruppo mio non è ancora vivo, per cui cerca in tutti i modi di darmi fastidio. Allora mi minaccia di entrare, io qui devo proteggere, lui mi minaccia di venire qui, e anche qui comincio a dire: benissimo, sei venuto a rompermi le scatole, allora io ti tengo separato dal tuo gruppo forte, e cerco di perseguire questo mio obiettivo come meglio posso. Lui genera questa forma, io lo taglio, lui mi mette in Atari, io qui decido di chiudermi da questa parte cercando di crearmi gli occhi in questa posizione. Lui mi minaccia il famoso taglio in seconda linea,
io lo proteggo in questo modo creandomi già un potenziale occhio in questa zona. Lui mi minaccia l'Atari in quella direzione lì, io lo proteggo, ecco, un occhio è fatto, mi manca il secondo. E anche qui bianco non capisco perché ha fatto questa mossa qui, catturandomi questa pietra, perché bianco qui, se andava a giocare in queste posizioni, aveva la possibilità di diciamo, non mi dava la possibilità di crearmi il secondo occhio e mi uccideva tutto il gruppo. Allora io approfitto della situazione, qui bianco si protegge ed ecco qui che io, ovviamente, che stavo respirando molto affannosamente, con questa mossa mi faccio il secondo occhio. Ecco lì che questo gruppo è vivo e di conseguenza ho salvato anche queste 3 pietre qui. Qui bianco vede qui anche una minaccia per il suo territorio, per cui va a chiudersi. A questo punto, visto che ha fatto una mossa Gotè, cerco di scalfire ancora un po' di punti in questa zona qui. Bianco minaccia di entrare lì ed io mi chiudo e mi difendo. Bianco viene avanti qui e io proseguo. E bianco gioca in questa posizione. Benissimo, a questo punto cosa dico io? Bianco sta evidentemente tentando di congiungere queste 3 pietre che fino ad adesso sono state solitarie con questo Keima al suo gruppo vivo in questa direzione. Allora io decido di bloccare lì per cercare di isolargli quelle pietre. Bianco naturalmente fa questa mossa e io gli faccio un controtaglio dall'altra parte in questa posizione. Qui bianco mi mette in Atari, allora io scappo verso l'alto. Bianco, vedendo minacciato quell'apertura lì, decide di chiudersi e io, tranquillo, mi connetto al mio gruppo lì in alto. Bianco mette in Atari la mia pietra che io salvo andando verso il basso. Qui bianco decide di connettere e io decido di chiudermi, rendendo sempre più difficile la vita a questo gruppo di bianco che, per come stanno le cose in questo momento, è praticamente isolato dal mondo ed ha pochissimo spazio per vivere e per farsi i 2 occhi. Bianco quindi qui tenta di venire da questa parte ed io mi chiudo a questo taglio. Chiudendomi questo taglio però bianco si vede minacciato lì e allora decide di entrare, anzi scusate, di chiudermi in questa posizione. Visto che ormai sono forte, approfitto di questo mio gruppo per entrare in questa direzione. E qui bianco fa quest'altra mossa che reputo abbastanza inutile. Non capivo bene le intenzioni che aveva bianco in quella posizione. E allora decido di ignorarla e vengo giù nuovamente. Ecco, qui c'è stata un po' la svolta, perché a questo punto bianco si vede minacciato qui e si vede minacciato qui. Se foste stati bianco voi, che scelta avreste fatto? Beh, sicuramente qui bianco aveva un gruppo forte al quale avrebbe potuto in qualche modo tentare di unire anche qui. Qui aveva un gruppo molto forte e qui aveva un gruppo, seppur isolato, aveva la possibilità di congiungersi lì e lo spazio per crearsi degli occhi. Ma attenzione a cosa succede. Bianco qui
decide di chiudersi in questa posizione. Allora a questo punto io decido con questa mossa qui di isolare definitivamente questo gruppo da tutto il resto del mondo. Di conseguenza da questo momento bianco o riesce a vivere qui, analogamente a quello che era capitato a me qui in basso, quindi bianco qui o riesce a farsi i due occhi, oppure questo gruppo qui rimarrà morto esattamente come questo gruppo qui, che ormai possiamo determinare che sia già morto. Bianco qui cerca di intimidirmi facendo questa mossa, però anche questa è una mossa un po' sbagliata perché non mi forza a far nulla. A questo punto io decido di mettere in Atari questa pietra e allora bianco, per salvarsela, perde la possibilità di fare un occhio qui. Gli resta solo questo spazio per fare i due occhi. A questo punto io, che conosco un po' le regole del gioco, decido di infischiarmene e solidificarmi lì in alto per essere sicuro di avere un gruppo veramente forte. Bianco allora viene qui. L'unico modo che ha bianco per farsi gli occhi, se toccasse lui, è mettere una pietra qui e si fa i due occhi. Per cui bianco gioca lì, probabilmente per intimidirmi di entrare lì. Allora se io avessi risposto in questo modo, bianco giocava qui e viveva. Ma io decido di ignorare questa mossa e gioco io un nakade in questa posizione. Ecco, giocando il nakade qui bianco è praticamente morto, perché questa è la famosa forma morta delle tre incroci in linea. Io giocando lì decreto la morte di questo gruppo, che insieme all'altro fanno una montagna di punti di catturati più tutto il territorio. A questo punto qui bianco si è ritirato e la partita è finita così. Ecco, questa è una partita appunto giocata al mio livello, io non sono né un professionista né un giocatore con un grado Dan, però può essere un po' interessante per alcuni spunti di riflessione relativamente appunto ai nakade, al fatto di tenersi divisi i gruppi, al fatto di tentare le invasioni e crearsi dei gruppi vivi. Guardatevela un po' di volte e cercate di trarne quanto più insegnamento possibile. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo alla prossima volta.